Quando guardiamo qualcosa, qualsiasi cosa, una fontana, una chiesa, un cortile, possiamo soffermarci sulla sola superficie o possiamo decidere di addentrarci sulla somma degli avvenimenti intervenuti in quel luogo. È possibile che di quegli accadimenti rimanga una prova, un indizio, una scritta, una macchia, nulla che un occhio ignaro possa vedere. C'è molta differenza tra vedere una cosa e capirla. Ci sono cose su cui meriterebbe soffermarci, storie che andrebbero raccontate e luoghi che andrebbero salvaguardati, anche soltanto per indurre chi verrà a visitarli ad avere consapevolezza del passato che balena sotto la loro superficie. Chiara, da dove si parte per raccontare questa storia? Il primo tempio, dedicato a San Rocco, fu edificato attorno alla seconda metà del XV secolo, sulle rovine del Castrum Sancti Elisei. L'attuale edificio in stile neoclassico è però opera di Monsignor Filippo Artico, che lo fece erigere nel 1824. Fonti non certe ci indicano che il tempio venne fatto erigere per volontà del prode cavaliere Estore Lioni, in onore di San Rocco di Montpellier, protettore degli appestati. Ma a noi interessa conoscere cosa lega il culto di San Rocco ai cenedesi. Il diffondersi della peste, a inizio Seicento, portò i cenedesi ad affidarsi al santo, facendo voto di recarsi annualmente in processione alla chiesetta. La leggenda vuole che la città rimase quasi del tutto illesa dalla tremenda pestilenza e che i cenedesi, tenendo fede al loro voto, elevarono San Rocco a protettore della città insieme al patrono di Vittorio Veneto, che è Sant'Iziano. Questo luogo ci riporta alla grandezza di un passato che oggi non c'è più e è difficile da vedere. Restano le tracce dell'amore immenso di un padre che ha perso prematuramente sua figlia. Chiara, ci accompagni dentro nella cripta? Qui restano le parole d'addio del padre sconsolato, il suo ricordo. Il Padre tuo, fedele ad ogni dolce memoria, non avendo cuore di allontanarti per te e da se stesso, questo duraturo asilo apprestò. Dall'iscrizione nella lapide di Camilla si evince che era suo intento non allontanare le spoglie della figlia dai luoghi a lei cari, dalla sottoposta villa materna e da questi a te diletti colli. La madre di Camilla era infatti la contessa Teresa Lazzari Costantini, la cui famiglia abitava l'omonima Villa Costantini, poi acquistata e meglio conosciuta dai vittoriesi come Villa Papadopoli. Camilla era l'unica figlia dei Sormani, ma come è morta? È morta a 8 anni, nel 1884, di quella che all'epoca veniva definita la malattia romantica, la piaga bianca. Si pensava infatti che soffrire di tubercolosi concedesse al malato una sensibilità particolare, che la malattia e il pallore che portava con sé rappresentasse purezza spirituale, che Camilla era pallida, il suo sguardo debole perso altrove, i suoi occhi incorniciati da evidenti occhiaie. Chissà se anche i poveri genitori di Camilla erano di questo avviso, vedendo spegnersi lentamente la loro unica bambina. Nei successivi 150 anni molte persone hanno pregato San Rocco in questo tempietto e molte persone si sono susseguite nella sua proprietà. È stato il rispetto per l'amore e la devozione di un padre nei confronti della figlia, come tutti i padri nei confronti delle figlie, a tenere questo luogo a riparo dal tempo e a proteggere teneramente la cripta dove ancora oggi riposa la piccola Camilla. La famiglia Bezzo, acquistando questa abitazione, ha acquisito anche la proprietà della chiesa. Come abbiamo visto, la chiesa è meravigliosa, ma necessita di restauri. La famiglia Bezzo ha chiesto aiuto alla diocesi, ha chiesto aiuto al comune. Lanciamo un SOS, salviamo la chiesa di San Rocco e con essa la storia che contiene.